E allora il nostro hot corner potevamo non avere colei che è la madrina dell'edizione, no? Sveva Alviti, come stai? Buongiorno a tutti, sto benissimo, sono molto contenta di essere qui. Diciamo che il festival è iniziato da poco, quindi ho ancora tantissime Sei ancora energie. fresca? Sì, tantissime energie e sono entusiasta di essere qui veramente in questa edizione che poi è meravigliosa perché abbiamo comunque ti film giri, di tutti sì. i tipi. Divi di tutti i tipi, Divi di perché tutti i tipi e chi più ne ha più ne metta. veramente. Senti, come ci si prepara però? Cioè, ti dicono, sei la madrina della Mostra di Venezia e tu nei giorni di avvicinamento, cioè ti sale l'ansia giorno per giorno oppure no? In realtà devo dire che c'erano dei momenti in cui, mentre mi preparavo con la coach, che preparavo un po' il discorso, come farlo, che tipo di intenzione dargli, che tipo di intensità, gli dicevo, ma secondo te, quando sarò sul palco, ma la voce mi esce? Perché io non certo. so, cioè la mia paura più grande era la voce. Dico, se non esce cosa Che faccio? non riesci a controllarla e rimani. E se muoio sul palco che succederà? Beh, quello diventa già Morte a Venezia Morte a sarebbe già Venezia. epica. E invece sono felicissima perché in realtà è andato tutto alla grande, nel senso che l'attitudine che io ho avuto e che poi è quello che è la cosa, no, che devi controllare sì. po', E che no? poi Come che devi nei dimostrare anche poi sportivi, sul palco. Cioè. era un'attitudine di dire sono io, me la godo e voglio trasmettere l'amore che ho per il cinema e per proprio l'andare al cinema, quindi veramente per il rituale di andare al cinema. Certo, per essere qui alla Yannick, insomma, Alla dicevi, Yannick. alle anni proprio Sì, focalizzati, così, focalizzati. al massimo. Senti, che emozione provato invece quando stavi lì davanti a questa platea, Allora all'inizio ho avuto che poi, ripetiamolo, è mondiale perché Venezia non è, è un palcoscenico internazionale assieme a Cannes, sono i due festival più grossi. Quindi, più grossi assolutamente. Per me oggi il Festival di Venezia sì, possiamo dirlo, però possiamo sì, è dirlo, superiore a Cannes è in questo superiore a momento. Cannes in questo momento. Questa edizione poi in particolare. Sì, da un punto di vista appunto proprio di film, di scelte, adesso che non ci sono neanche più gli scioperi, il Covid, eccetera, hanno veramente potuto invitare tutte le star di Hollywood, quindi c'è dal cinema di intrattenimento allo stato puro al cinema sociale, quello che poi un festival, no, deve Abbiamo essere. da Brad Pitt a Pedro Almodovar. Esatto, quindi è fantastico. Il momento in cui stavo per entrare in realtà sul palco, avevo una mia collaboratrice che lavora con me che mi ha detto dai, chi sei tu, dai. Sono entrata, ho guardato le persone, i primi 30 secondi ho avuto un attimo paura, poi le ho guardate bene e ho detto ma perché? Sono persone, mi stanno guardando, sto dicendo una cosa bellissima sul cinema. Sì. Sai che poi c'è, anche me la godo. è un momento unico, perché non è che uno dici rifarò la madrina, no. No, madrina te risposerai, sì, ma rifare esatto. la madrina no. Esattamente. Tra l'altro Sveva, noi ti abbiamo visto anche qui all'Excelsior perché nella hall è allestita una mostra molto particolare dove tu sei una delle protagoniste. Raccontaci un po' com'è andata. E con chi ti confronti poi? Perché, diciamo assolutamente, mi ha chiamato Cinecittà per far parte di questa mostra che mi lusinga moltissimo perché in realtà si parla di dive e madrine. Le dive un po' che hanno fatto la storia del cinema italiano e io ho avuto la fortuna di interpretare Monica Vitti, che per me è proprio il mio idolo in assoluto perché è una delle attrici più eclettiche che abbiamo mai avuto, perché passava dal comico al drammatico, veramente sapeva essere bellissima e poi bellissima, far ridere, no? e Era poi Antonioni sì, e poi era Ettore Antonioni, Scola. sì, assolutamente, e poi aveva questa bellezza senza tempo che ho sempre ammirato tantissimo, quindi poter interpretare lei, in più abbiamo fatto le foto a Cinecittà, niente di più bello. Fantastico. E lei oggi la tua attrice di riferimento rimane Monica Vitti? Sì, continua ad essere lei, penso che lo sarà per sempre. Perché Ma quelle viventi invece? Sicuramente mi piace moltissimo Meryl Streep, mi piace anche molto Nicole Kidman. Che abbiamo visto l'altro giorno. Che ho tra l'altro conosciuto ieri, quello che ho parlato un pochino. Com'è Nicole? Molto simpatica, molto solare, molto dolce. A un certo punto abbiamo fatto una foto insieme e mi teneva la mano. Cioè è bello, no? Che in qualche modo c'è questo, perché molti hanno paura, no, non tocco, non faccio. Invece lei proprio anche voleva proprio un contatto fisico e l'ho trovato molto spontaneo e bello, ecco. Beh,
Mica male però. Mica no? male. Senti, che spettatrice sei tu, Sveva, oggi? Cosa guardi? Io guardo molto il cinema sociale, mi piacciono molto i Fratelli Dardenne, tantissimo, tutti i film che loro hanno fatto, cinema anche un po' più strano, Lars von Trier, mi piace anche per esempio Perfect Days di Wim Wenders, l'ultimo. Grande film. Mi piacciono molto tantissimi film dove in realtà tu senti che stai per spii dal buco di una serratura una storia, un personaggio, no? Quelli dove in realtà le battute diventano, o la sceneggiatura quasi di sottofondo, quasi non ci sono. Perché se ci pensi in Perfect Days c'è tutto. Ma si diranno tre cose, però c'è un uomo e la vita è anche fatta di silenzi, quindi a volte questi film molto carichi di sceneggiatura, molto carichi di battute, ecco, sì mi piacciono, ma allora deve averci proprio un senso, ecco Almodovar è uno che fa parlare tanto, no? Ma però, ci sta. Però se parlare per parlare, ecco, non mi piace. Tanto Perfect Day è magnifico, con l'inquadratura degli alberi, di lui che mangia il panino cioè lui è un monaco in una delle, diciamo, un po' un monaco in una delle città più veloci e più futuristiche che noi abbiamo, che è il Giappone, in questo caso Tokyo. Quindi mi ha proprio colpito anche il modo e la purezza della quale lui andava a pulire questi bagni con una forza, un'identità. L'ho amato tantissimo questo film. Tra l'altro poi crocevie, per me poi piacciono le storie di cinema. In Perfect Days lui ascolta la cassetta di Patti Smith. Dov'è Patti Smith? Qui a Venezia. Qui, la vedo tutte le sere. Mamma mia. E so che tra qualche giorno farà un concerto per un premio. È così, queste cose succedono a Venezia. Sì, così, esatto, così. Senti, abbiamo visto invece l'altro giorno Angelina Jolie che ha riportato Maria Callas negli ultimi giorni. Tu hai fatto Dalida, cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Sicuramente mi è rimasta Dalida, nel senso sarà sempre nel mio cuore e nella mia anima, è un personaggio che io ho imparato tutto di lei, 360 gradi, dal modo in cui lei si muoveva al modo in cui lei parlava, ma senza mai imitarla. Quello che ho imparato e che spero di portare alle persone che mi seguono è la verità. Cioè se sto male o se sono fragile o se ho un giorno che non lo so, non voglio far finta di dover essere per forza qualcosa. Fu soprattutto quella, perché lei al suo pubblico si dava tantissimo. Se ricordiamo la performance Je suis malade, dove lei ha la mano in alto e piange queste lacrime vere perché in quel momento lei urlava che non stava bene, da pelle d'oca, cioè è là che poi arrivi al cuore delle persone, perché non siamo tutti perfetti, non stiamo sempre bene, cioè questo è un eufemismo. È un po' il messaggio, l'opposto di quello che sta passando invece negli ultimi anni, no? Che noi stiamo dicendo ogni giorno, anche coi social, che siamo tutti fighi, siamo tutti belli, va tutto bene, no? E infatti secondo me questa è una cosa, diciamo, che è sicuramente una cosa molto negativa. Io sto lavorando a un progetto cinematografico che verrà prodotto da One More Production, One More Picture, che parlerà di donne, che parlerà di comunità e che parlerà di fragilità, perché la fragilità non è un sinonimo di non è una cosa negativa, ma la fragilità non è debolezza, ma si può essere trasformata in forza se tu la conosci. Se tu il tuo dark side lo lasci solo ed esclusivamente dentro di te, ti ammazza. Ma se insieme ad altri lo puoi condividere, altre donne come te, può diventare veramente la tua forza. Perché faccio un piccolo esempio. Allora, abbiamo visto le Olimpiadi, Alcaraz contro Djokovic, ultima partita, ok? Diciamo, noi pensavamo che Alcaraz era l'uomo di ferro, l'uomo giovane, giovane però potente, che vinceva tutto, potente. Un dio greco quasi. Un dio greco. Finita la partita, gli stavano per fare un'intervista e lui aveva le lacrime come un bambino, cioè come un ragazzo della sua età, di 20 anni. Che ha perso la gara. E quel momento è stato il momento più bello, ha fatto vedere la sua fragilità, e io che non amavo tantissimo Alcaraz, perché essendo comunque un po' bamboccione un po' bamboccione, esatto, che fa, essendo poi comunque tifosa di Sinner,
ho amato questa cosa e oggi mi piace anche Alcaraz. Cioè è l'umanità che... Sì, ho visto l'uomo, secondo me è l'umanità che poi ti fa amare i personaggi che tu segui, che ti fa scegliere anche l'umanità delle sceneggiature, capito? Sì. Di tutto. Noi dobbiamo ritrovare quella roba là, perché le cose patinate ci hanno pure un po' rotto le palle. Sì, diciamo, dai, Se può basta. dirla. Tra l'altro uno dei motivi per cui Maria Callas è diventata Maria Callas è anche proprio per questo, perché abbiamo sempre visto la donna dietro Esatto, e anche alla l'artista. fine dei suoi giorni cercava un po' di rimanere aggrappata a quello che era il suo personaggio, non riuscendoci, stava male, era nella pura depressione, e anche lì, poverina, non è facile. Esatto. Senti, per chiudere, Sveva, tu hai fatto una serie con uno dei nostri idoli assoluti che è Eric Cantona. Dici com'è lavorare con Eric Cantona? Allora, questo è un film che si intitola Aka, un film francese. Che è su Netflix Italia che è su anche. Netflix anche Italia, è uscito in tutto il mondo e praticamente io ero la moglie di Eric Cantona. Beh, già, anche questo, avevamo dai, delle non è male, scene folli dove litighiamo tantissimo. Allora, fuori dal set è la persona più dolce in assoluto, più carina, volevamo provare le battute, eccetera, tutto quanto. Poi però ha una presenza scenica, Lui è magnetico, magnetico. Cioè entra il personaggio, fa così, è il personaggio. Era il boss della mafia che stava lì sulla sua scrivania e tu dici aspetta un attimo. Quindi veramente una persona straordinaria, carinissima, ma poi anche un grandissimo attore. Fantastico. Senti, ti chiudiamo con un giochetto, sai che a noi qui di Hotcorn piace fare i giochetti. Allora, domani sera cena a casa tua, qui a Venezia, dove sei insomma, qui a Venezia. Puoi invitare 4 personaggi, da Maria Callas a Napoleone o a Eric Cantona. Chi inviti? Sicuramente Monica Vitti. Io il secondo lo so, te lo dico io. Sinner. Bravo. Allora, Monica Vitti, Yannick Sinner, la Paolini perché no, e Almodovar, so che non posso dirlo un altro, però Guadagnino. Beh, no, bello. Dai, sarebbe un bel mix. Sì, anche Sinner Almodovar ci piace sì, come cosa, no? magari si fa un documentario particolare. Sveva Alviti all'Hotcorn, grazie Sveva. Grazie mille.